Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Sarà oggi il giorno di Francesco Talarico. L'esponente dell'UDC infatti sarà nominato presidente del Consiglio regionale calabrese. Ieri l'assise regionale non aveva raggiunto il quorum dei 2/3, necessario in prima convocazione. Nella seduta di oggi basta la maggioranza. Intanto il PD litiga anche nel Consiglio regionale e 3 consiglieri, Sulla, Bove e Adamo, minacciano di fare un gruppo separato da quello del partito. Manca l'accordo per eleggere il vicepresidente e il segretario questore. Cambio di guardia nella giunta provinciale di Crotone. Alessandro Carbone di Isola Caporizzuto, capogruppo dell'UDC in consiglio, subentra nell'esecutivo ad Alfonso Dattolo, che nel frattempo è stato eletto in consiglio regionale. A Carbone sono state assegnate le deleghe all'edilizia scolastica, attività produttive e all'impiantistica sportiva, e in consiglio provinciale gli subentrerà il primo dei non eletti dell'UDC, Alfonso Donato Proietto, anch'egli di Isola Caporizzuto. Si è svolto ieri in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Solamente 3 i punti all'ordine del giorno, discussi ed approvati. Decadenza dalla carica dei consiglieri comunali Giuseppe Plutino, Paolo Angelone e Dominic Suraci, per incompatibilità con la carica di assessore. Surroga e convalida dei primi non eletti nelle rispettive liste. UDC Paolo Arillotta, Area dello Stretto Gaetano Tomasello, Alleanza per Scopelliti Vincenzo Polimeni. Gli importanti scavi archeologici di Piazza Villaroia e di Discesa Fosso a Crotone continueranno. Le rassicurazioni in merito sono arrivate dall'amministrazione comunale durante la seduta di ieri del Consiglio. Tra gli altri punti approvati la modifica dello Statuto Comunale con l'aggiunta di un comma che definisce l'acqua un bene pubblico essenziale. Il Consiglio ha poi votato la surroga del consigliere Salvatore Frisenda, dimissionario, con Michele Fusto. Rinviati gli altri 7 dei 10 punti previsti. Tante le lenzuola bianche appese ai balconi di Reggio Calabria in onore delle vittime di maggio. Ha preso il via ieri, infatti, nel giorno dell'omicidio di Gennaro Musella, il percorso della 18ª edizione della Gerbera Gialla. Un lungo corteo da Piazza Italia ha fatto tappa nei luoghi simbolo della città. A guidare il corteo il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso e Maria Falcone, con migliaia di studenti provenienti da tutta la Calabria. Oggi la seconda tappa a Vibo Valencia. È morto schiacciato da un faggio che era intento a tagliare nottetempo il 24enne Luigi Maiuri in contrada Serralonga nel Cosentino. Nell'impresa di sottrarre furtivamente la legna, il giovane si era fatto accompagnare da un amico che doveva fungere da palo. La particolarità di questa tragedia è che il palo era un non vedente. Nonostante il suo handicap, il complice si è recato a vedere cosa fosse successo, ha chiamato subito i soccorsi. Trasportato all'ospedale di Cosenza, per il 24enne non c'era più nulla da fare. È stata aperta al villaggio Porto Roca di Squillace la 5ª conferenza organizzativa dell'ANBI, Associazione Nazionale Bonifica e Irrigazione. I lavori sono stati introdotti da Grazioso Manno, presidente dell'Urbi Calabria, rieletto nei giorni scorsi. Presenti il presidente della provincia di Catanzaro Vandaferro e circa 400 rappresentanti di consorzi di bonifica a testimonianza delle esperienze realizzate in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto, Puglia e Calabria. La conferenza prosegue oggi e domani. È stata presentata ieri mattina a Cosenza la Notte dei Musei fra Suoni e Visioni. Sabato 15 maggio, sulle note del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomo Antonio, sarà possibile visitare dalle 20 alle 2 di notte i magnifici spazi espositivi di Palazzo Arnone. Ma quest'anno Suoni e Visioni contagerà l'intera città di Cosenza, un'esplosione di arte e musica con cui le istituzioni culturali cittadine, le gallerie d'arte, le associazioni e gli artisti di strada accenderanno una lunghissima, insonne serata.